D'acqua santa col diavolo non possono stare. L'acqua di fronte al porto di Chioggia appare calma e tranquilla, ma si tratta di un'illusione. In Consiglio Comunale, infatti, le acque sono a dir poco agitate e la città si conferma come uno dei comuni più difficili da gestire. Anche la giunta precedente, guidata da Romano Tiozzo, si ricorderà, crollò prima del tempo. Fra breve il sindaco, dopo la revoca delle deleghe agli assessori del Partito Democratico, presenterà in consiglio i nuovi candidati. Ma io credo che senza rete dovrò andare in consiglio comunale, in assenza di alcun tipo di accordo con partiti o con singoli consiglieri comunali. Presenterò al consiglio comunale una nuova giunta, chiederò al consiglio comunale di esprimersi rispetto a questa nuova formazione. L'ex vice sindaco nell'alleanza UDC-PD ci credeva. Abbiamo sostenuto il sindaco, dice, con lealtà. È decisamente tramontato questo progetto UDC-PD? Guardi, noi ci credevamo, per noi non era tramontato e non è tramontato, evidentemente è tramontato per il sindaco. Sul piede di guerra intanto le opposizioni, per la Lega un fallimento annunciato. La posizione della Lega è quella di andare alle elezioni subito, perché la città è in una situazione difficile come tutti i comuni, quindi ha bisogno di un governo forte, un governo saldo con le idee ben chiare. Gli uomini del PD sono invece sbigottiti e increduli. È incomprensibile che un sindaco mandi all'aria una maggioranza che l'ha sostenuto con lealtà fino adesso, che non l'ha mai intralciato su nessun grande provvedimento che riguardava gli interessi della città. Fra i cittadini c'è chi è convinto che il sindaco abbia ancora un futuro come amministratore della città. Io penso che tutto sommato questo sindaco qui rimarrà un altro anno e mezzo a fine mandato.